tematiche che sono state toccate che interessano il nostro settore. Sulla parte della flessibilità del lavoro ho già risposto e l'impegno è quello di lavorare per portare dei provvedimenti che siano più utili possibili al settore. Sul contrasto all'abusivismo, io parto da un presupposto, che il nostro paese è il paese più abusivo d'Europa per quanto riguarda il turismo. Non guardo altro, non guardo gli altri settori, ma per quanto riguarda il turismo siamo i più abusivi d'Europa. Perché? Fondamentalmente perché per quanto riguarda la ricettività, in questo momento i dati li avete forniti voi prima e sono dati impressionanti che devono essere combattuti il più velocemente possibile. Ma per il semplice motivo che non ci possono essere figli e figliastri, non ci può essere una parte d'Italia che lavora, che rispetta le regole, che paga le tasse, e penso agli albergatori o penso anche a chi ha sicuramente strutture ricettive alternative agli alberghi, ma che comunque rispettano le regole, e una parte d'Italia che pensa di essere più brava, più furba degli altri. Io invece li chiamo ladri, signori, li chiamo ladri. E visto che io non voglio fare favore ai ladri, l'obiettivo che abbiamo, è stato detto prima, è quello di fare una lotta all'abusivismo. Per quanto riguarda la ricettività, l'obiettivo che ci siamo dati è quello del codice identificativo. Ne abbiamo parlato con le regioni, ne abbiamo parlato l'ultima volta che abbiamo fatto l'incontro con gli assessori regionali. Ci sono assessori regionali che sono già pronti, sono andati avanti, per esempio la Lombardia. In Veneto con Federico ci sentiamo, ci siamo sentiti anche prima di arrivare qui, quindi c'è un rapporto quotidiano. Vi dico che siete fortunati ad avere un assessore come Federico Caner. Ci sono altre regioni che, ahimè per loro, hanno assessori regionali al turismo che c'è da mettersi le mani nei capelli. Quindi c'è la possibilità, non perché fa parte del mio partito, questo è una cosa totalmente diversa. Penso che le competenze, quando una persona è competente, lo è indipendentemente dal partito appartenenza. E quindi l'obiettivo che abbiamo è sicuramente di fare un codice identificativo a livello nazionale. A livello nazionale non vi nego che la burocrazia non era pronta a una proposta di questo tipo, semplicemente perché a livello ministeriale avevano dormito un pochettino tutti sugli allori pensando tanto ci pensano le regioni. Le regioni hanno condiviso con il sottoscritto l'idea di avere un codice identificativo nazionale. Stiamo cercando di capire se quelli regionali e quindi i regolamenti regionali possono coesistere con un'idea di quello nazionale. Però abbiamo fondamentalmente alcuni scogli burocratici su quali ci siamo fermati, perché io ho fatto partire a fine novembre, inizi dicembre, un tavolo di lavoro interministeriale dove c'era dentro il Ministro del Turismo, il Ministero del Turismo, dove c'era dentro il Ministero degli Interni, dove c'era dentro il Ministero dello Sviluppo Economico e soprattutto il Ministero delle Finanze. E quindi insieme stiamo cercando di lavorare, stiamo cercando di capire come ovviare al problema della privacy e quindi stiamo andando in quella direzione. Io sono contento perché gli assessori regionali collaborano e quindi insieme in questo tavolo di lavoro ci sono anche le regioni e quindi si sta lavorando bene. L'obiettivo è andare in quella direzione. Pensiamo che il codice identificativo non risolverà tutti i problemi, però siamo partiti da un'idea, siamo partiti dall'idea che